Allora siamo a presentare il secondo nuovo acquisto della stagione 17-18. Con molta soddisfazione presentiamo Matteo Chinellato, che è un attaccante secondo me di ottima prospettiva. Sono contento perché aveva la possibilità anche di firmare per una squadra di Serie B, ma ha messo Padova in cima alla lista dei suoi desideri. Adesso noi siamo molto contenti di averlo preso. Adesso ovviamente la parola passa al campo, ma è un giocatore di ottima prospettiva, ripeto, quindi speriamo che Padova sia il giusto trampolino di lancio per lui. Lo conosco da tanto tempo, perché lo seguivo ancora ai tempi degli allievi del Venezia, lui lo sa bene. Ha avuto un percorso un po' travagliato, ma questa può essere la piazza giusta per lui per poterlo fare definitivamente, fare il salto di qualità. Quindi benvenuto Matteo, e adesso la parola a voi. Matteo, dici due parole tu? Sì. Grazie. Innanzitutto sono veramente felice di essere qui e di aver firmato da questa città storica. E sì, come ha detto il direttore, avevo anche altre opportunità magari di categoria superiore, ma ho messo Padova davanti a queste perché la ritengo la soluzione migliore per me, e sono veramente contento di aver firmato. Abbiamo trovato anche una soluzione in tempi veloci, perché la mia volontà era appena saputo del Padova, comunque di metterci d'accordo per venire qua. Niente, sono veramente contento. La tua situazione è un po' il classico detto, no? Meglio la gallina, l'uovo oggi e la gallina domani, nel senso che era Pescara, no? La squadra di B che ti voleva, qui formalmente andavi in B, però ti avrebbe girato in Lega Pro. Invece il Padova ti ha fatto una proposta diretta per la Lega Pro, quindi diciamo che l'obiettivo B speri di raggiungerlo per questa via. Sì, è proprio così. Spero insomma di fare un campionato importante, e qua ci sono tutti i presupposti per fare veramente un campionato di alto livello. Poi gli obiettivi, la società li dirà sicuramente meglio di me, ma si può fare un grande campionato. Futuro sicuramente la B con questa maglia vale tantissimo. Però tu Padova dall'esterno ti ha portato bene, no? Tu hai segnato qualcuno, non so con le giovanili quando eri a Venezia, ma in prima squadra qualcuno mi pare che ha segnato sia l'andata che ritorno a Padova. Sì, 2 anni fa sì, ho segnato sia qua che là, e comunque anche quando sono venuto qui a giocare l'emozione è stata forte, perché questo stadio mi è sempre piaciuto molto. È una grandissima piazza che con la Lega Pro c'entra poco, ma insomma, per raggiungere gli obiettivi poi bisogna sudare in campo, e il campionato è lungo e difficile, e io non vedo l'ora di cominciare. Puoi descriverti un po' magari come caratteristiche? Ma sono una prima punta di fisico, però mi muovo anche molto, sono la classica punta statica, quindi quest'anno a Como ho giocato con un'altra punta, quindi calcio bene tutti e due i piedi, sono un bravo di testa, mi metto a disposizione del mister per le sue decisioni, e niente, vedo l'ora di iniziare. C'è un calciatore a cui ti ispiri, o comunque che ha una tipologia di gioco che ti piace particolarmente? No, un calciatore in particolare no, ma un po' tutte le punte di fisico. Sono anche un generoso, aiuto molto la squadra. Uno in particolare non te lo so dire. Se andiamo a rivedere la tua carriera, il direttore diceva prima un percorso un po' tortuoso, non mi ricordo che parole hai usato, comunque effettivamente si vedono tanti trasferimenti anche a livello giovanile, 3 settori giovanili diversi nelle squadre
insomma, di Serie A. Come mai hai cambiato così tanto e se ci puoi riassumere magari qual è stata l'esperienza che ti ha, secondo te, formato di più in tutti questi anni? Ma ho girato tanto perché comunque sono sempre stato di proprietà di squadre di Serie A. Da quando ho lasciato Venezia sono andato alla Fiorentina, poi al Genoa e dopo mi ha comprato il Milan, quindi ho sempre dovuto andare a giocare in altre squadre e questo delle volte non aiuta un ragazzo giovane a esplodere, a venire fuori. Però alla fine penso di aver maturato la giusta esperienza, sono cresciuto molto e questo è un altro passo importante per confermarmi, insomma, ad alti livelli per questa categoria. Sono contento. Quanti anni sei stato del Milan e se hai anche avuto modo all'epoca di allenarti proprio col Milan o sei sempre stato fuori? No, ho fatto del Milan, col Milan 5 anni e ho sempre cambiato squadre di anno in anno e poi del Genoa ho vinto il campionato primavera e poi sono andato in prestito un anno. Senti, hai 25, quasi 26 anni, no? Sei reduce da 2 stagioni positive, sei andato in doppia cifra. Per te quanto conta questa stagione? Forse è la piazza, al di là del Milan, diciamo piazza in cui giochi direttamente, forse la più importante in carriera adesso per te. Immagino che chiedi molto a questo campionato, a questa stagione, anzi queste 2 stagioni visto che... Ma infatti ho firmato qui anche perché è una piazza importante e che senti secondo me anche la giusta pressione, i giusti stimoli per far bene. Secondo me queste sono tutte cose che mi aiutano a dare di più, a far bene, piuttosto che giocare in una piazza che non ti dà grossi stimoli al fuori del campo. Niente, sono contento. Certo, voglio confermarmi ancora di più dopo 2 anni buonissimi. Vedrò iniziare. Ecco, buonissimi dal punto di vista realizzativo, forse esternamente non sono stati così facili perché tu nel retrocesso, il Como l'anno scorso poi è arrivato dove tutti sappiamo, nonostante questo tu sei riuscito a confermare quello che avevi dimostrato sul campo, non penso sia stato facile in questi contesti. Allora, l'esperienza al Cuneo era comunque una squadra che portava per un obiettivo che non è quello di quest'anno sicuramente. Ho fatto bene perché comunque tutta la squadra anche mi aiutava, ma poi l'anno scorso anche il modulo secondo me non mi ha valorizzato tantissimo perché giocavamo con un 3-5-2 molto difensivo e quest'anno sicuramente il mister col suo modo di giocare penso che mi potrebbe valorizzare molto. Hai parlato prima delle tue caratteristiche, in questo senso arrivi in un reparto che può già contare su 2 prime punte dalle caratteristiche diverse che sono Altinier e Dechenko. Come pensi sarà la coesistenza? Potete giocare insieme oppure ci sarà un po' da darsi battaglia per la maglia titolare? Queste sono poi decisioni che spetteranno al mister. Io penso che il lavoro in settimana sia fondamentale poi per la domenica perché sono abituato a dare il massimo tutti i giorni e poi io sono, come ti ho detto prima, un generoso e chiunque poi giochi con me o comunque non ho mai avuto problemi con nessuno, anzi mi sono sempre trovato bene con qualsiasi partner in attacco. Hai avuto già modo di parlare col mister, magari ti ha detto qualcosa che ti ha convinto ancora di più a venire qui? No, il mister ancora non ci ho parlato e penso che nei prossimi giorni.
Se non ci sono altre domande, Si chiama il direttore se oggi ci sono un po' di film, ci sono già state o sembrava giusto per... No, oggi dovrebbero. Vengono Cappello e Candido per firmare il contratto e dopo ci prendiamo una pausa di riflessione. Quindi per il terzino ci vorrà qualche giorno ancora in questo. Sì, aspettiamo ancora qualche giorno, sì. I nomi, c'è anche Avogadri per caso per il terzino? No. Ok. Quindi i nomi sono sempre quelli che circolano, c'è qualche novità? No, dai, i nomi sono quelli che avete già ripetutamente scritto, dai, dovrebbe essere uno tra Frascatore, Sini, quei giocatori lì probabilmente. I giovani invece arrivano anche entro il ritiro? I giovani dovrebbero arrivare entro il ritiro, sì. Sì, i Ravanelli mi chiamano oggi che dovrebbero aver definito l'accordo tra di loro. Probabilmente oggi verrà ufficializzata l'uscita di Favaro al Mestre Sì. e domani in teoria dovrei andare a chiudere il secondo portiere, insomma l'altro portiere con l'Atalanta, e dove probabilmente prenderò anche l'esterno destro giovane. Non dici il nome deciso della squadra? quindi li hai già definiti, insomma. In teoria. Si può anche dire chi sono a questo punto. No. No, il portiere probabilmente è Merelli, 96, e il terzino destro è Zambataro. Zambataro. Favaro con che formula va bene? Prestito Con secco. riscatto o solo secco? Secco. È un giocatore sul quale non volete puntare per il futuro. No, sinceramente ce l'avevano anche chiesto il diritto di riscatto, però l'idea è quella comunque di farlo giocare e poi dopo farlo rientrare alla base l'anno prossimo, in base ovviamente al tipo di campionato che farà, però siamo convinti che abbia delle doti di un certo tipo, quindi è giusto che faccia un campionato e poi dopo rientri alla base con la prospettiva di poter diventare il portiere magari del Padova. Ok,